Radio Amore presenta Punto d'incontro, un programma di informazione politica, sociale, culturale. Conduce in studio Ubaldo Scarantino. Allora, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi per Punto d'incontro ospite in diretta Nadia Furnari. Nadia, buongiorno a te. Allora, Nadia è componente del direttivo nazionale e referente regionale dell'associazione antimafia Rita Atria. Sì. Tra l'altro fondatrice anche, nonché forse primo presidente, se non sbaglio. Sì, lo sono stata per quasi 17 anni, Sì. Diciamo che a un certo punto 15 anni più 2 di supporto, diciamo che a un certo punto nella vita bisogna anche lasciare il testimone, fare in modo che non si personalizzano troppo le associazioni. Sì, sei con l'auricolare forse, vero? Sì, che c'è va bene, leggero... provo un attimo. Ok, mi senti meglio adesso? Sì, adesso molto meglio, perfetto. Allora, dicevi? Sei stata... No, dicevo che l'ho fondata insieme a Santina Latella, che è l'attuale presidente dell'associazione. Sì. Ci sono stati vari passaggi, ma poi si cedono i testimoni, perché è corretto che le associazioni non vengano identificate con una sola persona, anche perché c'è un sacco di gente che poi lavora e non merita di essere identificata con una sola persona, e quindi era corretto a un certo punto cedere il testimone. Quindi voi all'epoca eravate studentesse, se non sbaglio? Assolutamente sì. All'epoca eravamo studentesse, era il 94, ci chiedevamo, volevamo dare un senso a quello striscione che c'era scritto a Palermo: non li avete uccisi, le vostre idee continueranno a camminare sulle nostre gambe, e quindi abbiamo cercato di dare un senso a quella frase. Il senso a quella frase era quello di cercare di organizzare anche noi qualche cosa affinché, insomma, l'impegno fosse diretto e non si vivesse esclusivamente di ricordo, sostanzialmente di retorica. Quindi nascete abbiamo avviato una serie di cose e per esempio siamo partiti con iniziative nelle scuole e poi ci siamo ritrovati in pieno omicidio di Graziella Campagna nel Messinese, perché ricordiamo che l'associazione nasce in provincia di Messina, a Milano. Sì, quindi dico, nascete in ambito locale, ma poi avete avuto una ribalta nazionale. Incredibilmente sì, è successo anche questo, che poi noi avevamo un punto in Toscana, perché in qualche modo nasciamo anche da un'altra vicenda che è successa nel 92, che è appunto il caso Marcucci, in cui forse in questo periodo, in questi giorni se ne sta parlando. Però la cosa che è molto, molto bella, che via via, soprattutto da quando c'è internet, da quando c'è la possibilità di comunicazione, via via gruppi in Italia ci hanno chiesto di aderire, di far parte di questa associazione, e noi abbiamo accettato ben volentieri. Quindi passo passo l'associazione si è arricchita di persone che anche preparate. Vedo che ho letto qualcosa sul vostro sito, dico, ci andate giù duro, no? Nel senso, siete molto preparati in quello che poi andate a fare. Allora, per noi la cosa importante è studiare. Allora, noi non parliamo per slogan, parliamo avendo un nome importante come quello di Rita Atria. Rita Atria era una ragazza testimone di giustizia. Allora, affinché si possa ricordare Rita Atria bisogna fare testimonianza. Per fare testimonianza bisogna studiare, è faticoso. Quindi noi, con tutto il rispetto per chi lo fa, non ci troverete pochissimo in manifestazioni in cui si tratta di sventolare esclusivamente bandiere, se non queste bandiere corredate dai fatti, come ad esempio il MUOS, come ad esempio appunto la faccenda sui testimoni di giustizia, come la faccenda legata ai testimoni di giustizia e così via di seguito. Riteniamo che le associazioni antimafie, perché siamo un'associazione antimafia, siamo stati antimafia fino al 2008, poi ci siamo un po' ricostituiti dal punto di vista del nostro statuto, siamo diventati antimafie. Riteniamo che associazioni come le nostre
debbano monitorare la democrazia in questo paese, e quindi nella misura in cui si prefigge di monitorare qualcosa occorre studiare, e noi siamo un'associazione che studiamo parecchio. Allora io ti ho chiamata perché sono stato attratto soprattutto dalla vostra risposta che avete dato al console alla Barrose, al console americano in Italia. Sì. Dico, conoscevo l'associazione di nome, ma non avevo mai approfondito la conoscenza. Questa è stata un'occasione ottima. Dico, adesso ci arriveremo poi al MUOS. Sì. Io così una domanda a bruciapelo così sì. per iniziare, cos'è la mafia? Visto che parliamo di mafia a questo punto. Io credo che sia un'ottima risposta, perché allora non userò chiaramente il codice penale per rispondere a questa affermazione. La mafia è tutto ciò che ne condiziona la vita sociale, politica e che utilizza strumenti non democratici chiaramente o violenti per imporre la sua legge. Questo per quanto l'ho detta in maniera sintetica, in modo tale da far comprendere un po' l'idea. Quindi per noi la mafia non è solamente Totò Riina, Bernardo Provenzano, cioè quelli con la coppola. La mafia per noi è tutto ciò che ne condiziona la vita delle persone, e se a volte questa cosa viene applicata, questo condizionamento viene applicata da gente che non porta la coppola, per noi sono sistemi di mafie. Perché nessuno può permettersi di cioè, se la mia vita è condizionata da una situazione mafiosa, aver imposto un'economia selvaggia che priva le persone del lavoro, che condiziona le persone a fare delle scelte, che toglie la possibilità di scegliere, come la chiamiamo questa? Scelte istituzionali? No, mafia. Allora noi abbiamo esitato a dire che quello che è successo a Niscemi, ma quello che sta succedendo in Italia. Abbiamo appena pubblicato un comunicato stampa sulla faccenda del reato di tortura. Siamo un paese che sta diventando estremamente preoccupante dal punto di vista della democrazia, e la gente e si possono permettere, tra virgolette, questi lussi istituzionali di applicare leggi non democratiche, perché la gente è distratta, perché la gente affida e delega e soprattutto utilizza la sfiducia per non partecipare più, e questo per noi è estremamente grave, perché quando si delega, quando si dice non c'è più niente da fare, ma poi alla fine ci si lamenta perché i propri figli non hanno un futuro, allora c'è una contraddizione in termini. Rimbocchiamoci le maniche, partecipiamo e cerchiamo di capire cosa succede. Oggi hanno la riforma della scuola, e tutte le riforme che hanno fatto hanno tolto pezzi di democrazia. Non è un caso che noi, nella nostra associazione, noi siamo un'associazione che ha denunciato moltissimo aspetti istituzionali, perché io me l'aspetto da un mafioso che faccia il mafioso, ma pretendo che le istituzioni non stiano dalla parte del cittadino e non dalla parte dei poteri. Condivisibilissimo. Questo è esattamente il nostro motto. E non è un caso che l'anno scorso, per il ventennale dell'associazione, abbiamo inserito altri 3 punti nel nostro statuto, che sono i diritti LGBT. Siamo l'unico paese, lo dico oggi che c'è il Pride a Palermo, l'unico paese, tra virgolette, civile, che non ha ancora una legge sui diritti civili per gli omosessuali e per i transessuali. Stiamo diventando razzisti, pur essendo un popolo di migranti, e quindi sul femminicidio sopportiamo gente che dai palchi dicono che le donne vengono uccise dai mariti perché le donne in qualche modo si oppongono alla volontà del maschio. Tutto questo sta avvenendo in Italia, e non sono gli anni 40, sono gli anni 2000, ed ecco perché per noi parliamo di mafie. Ci attardiamo un po', noi sempre in Italia arriviamo sempre un po' dopo, in ritardo rispetto al resto ma del mondo. Ma io temo che su queste cose non si riesca ad arrivare, francamente. E quando
nelle scuole, allora noi partiamo da un presupposto, sì. Non si può combattere contro niente, ma veramente contro niente, se non si è partiti da noi stessi. Rita Atria ci ha lasciato un manifesto politico e umano bellissimo, cioè Rita Atria diceva: non si può combattere nulla se tu non hai combattuto la mafia che è in te. La mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci. Questo lo scriveva prima di morire una ragazzina di 17 anni che si sentiva giudicata perché era figlia di un mafioso, e quindi era figlia di un mafioso e per la gente sarebbe sempre stata una mafiosa, quindi e non aveva scampo. Allora Rita Atria, se ci ha insegnato qualcosa, ci ha insegnato che è vero, prima devi combattere la mafia che è dentro di te, dopo che hai combattuto la mafia dentro di te puoi combattere quella che c'è fuori. Così allora quando noi pensiamo a qualcuno che decide chi può amare, cioè che decide chi io devo amare, che decide come io mi devo comportare, ma chi può permettersi di dire chi io devo amare o chi un'altra persona deve amare? Quindi un genitore, una società che giudica un ragazzo, una ragazza perché ama qualcun altro, applica politiche di mafia, sì. Perché vuole imporre la propria legge, vuole imporre le proprie quindi come si fa a lottare contro le ingiustizie se a sua volta si è carnefici e autori di ingiustizie? Non è possibile. Noi stiamo lavorando su queste contraddizioni sociali, perché una persona veramente libera non glielo devi spiegare che è giusto lottare contro le mafie, lo sa. Su tutto quello che ha detto sono personalmente da parte mia d'accordo su tutta la linea. Tra l'altro mi sembra ieri la consulta americana sì. ha legalizzato i matrimoni tra persone dello stesso sesso in tutti gli stati degli Stati Uniti d'America. Esattamente. È successo anche, ma non so se riesco a spiegarmi sul sì. Problema. Cioè il problema è che noi siamo un paese che lottiamo contro qualche cosa, poi pretendiamo che i ragazzi lottino contro qualche cosa, ma noi imponiamo a questi ragazzi, perché ci sono un sacco di ragazzi e ragazze oggi condizionati dalle scelte degli adulti, il nostro volere. Ma se pensiamo bene, non è esattamente quello che avviene nelle politiche mafiose, cioè quello di imporre in qualche modo. È vero, non ti uccidono, ma chi l'ha detto che non uccidono? Quando un ragazzo si uccide e si impicca perché i compagni di scuola lo deridono perché porta i pantaloni rosa, è vero, non le hanno ucciso fisicamente, ma quel ragazzo si è ucciso, ma si è ucciso per colpa di qualcuno. Quindi gli autori di quello, per me è un omicidio, sono quei compagni di scuola, sono quei genitori di quei compagni di scuola, perché non hanno saputo educare. Questa è una società che sta diventando cattiva, profondamente sì. Cattiva. O comunque limitare nelle scelte individuali non è omicidio, ma limitare la libertà di ognuno. Ma ci sono tanti modi di uccidere una persona. Una persona si uccide anche costringendola a casa propria e non uscire più perché fuori si sente giudicato. Non lo so, l'omicidio morale, l'omicidio dell'anima, io credo che sia un'agonia peggiore di un omicidio fisico. No, peggiore, non voglio fare paragone, ma sia una cosa talmente grave da considerarlo un omicidio. È vero, non perde la vita, però chi l'ha detto che se una persona continua a vivere fisicamente, sta veramente vivendo, non l'abbiamo ucciso nelle condizioni e si ritroverà il giorno in cui lascerà questa vita a dover dire ma io non sono riuscita a vivere come volevo? E di chi è la colpa? Di questa persona per le sue fragilità o di una società che non ha voluto elaborare il fatto che noi siamo soggetti diversi e ognuno ha il diritto alla vita, lo dice la nostra Costituzione italiana, e quindi noi ci spostiamo su queste cose, cioè come quando insomma siamo un'associazione in questo caso molto atipica tra virgolette, ma riteniamo che sia fondamentale, e poi tutte le altre lotte vengono di conseguenza. Viene di conseguenza la lotta contro il MUOS, viene di conseguenza la lotta per i diritti dei testimoni di giustizia, viene di conseguenza la lotta
per la verità sulle stragi di Stato e così via, cioè è tutto di conseguenza, ma fondamentalmente abbiamo dovuto fare un lavoro anche su di noi, sulla nostra libertà. Significa che ogni mattina uno si alza e dice: ma io oggi sono stato coerente, mi sento veramente libero, posso dire agli altri di lottare per qualcosa, io veramente ho lottato per la mia libertà. Allora, se ognuno di noi dice: ok, io sono una persona libera, non sono condizionata, allora può lottare per. Viceversa forse è di frustrati purtroppo nelle lotte contro le mafie e nelle lotte varie ce ne sono veramente parecchi. Parlavamo di Rita Atria, testimone di mafia. Tra l'altro mi sembra che la legge sugli testimoni di mafia sia di quest'anno, se non sbaglio. No. O c'è stato qualcosa, hanno fatto delle assunzioni che hanno fatto quest'anno? Ma per questa cosa delle assunzioni noi abbiamo preso le distanze, francamente. Abbiamo preso le distanze sì. perché è una legge, perché è una cosa molto monca, perché è sempre stata partorita senza valutare 3.000 cose. Noi questa cosa io l'ho detta l'anno scorso in sede di commissione antimafia a Roma, perché testimoniare è un dovere civico, perché la legge sui testimoni di giustizia è la legge 45 del 2001, sì. Dove diversifica i collaboratori dai testimoni. Noi riteniamo che la testimonianza sia un dovere civico e poi bisognava solamente applicare una cosa che c'era già nella legge 45 del 2001, che è sì. l'avvio al lavoro, l'assistenza all'integrazione lavorativa, mentre ad esempio la legge regionale ha talmente tanti buchi, perché abbiamo sollevato 3.000 problemi, nel senso che vorrei capire come gestiscono le doppie generalità, il cumulo dei redditi e così via di seguito. Ci sono un sacco di cose che andrebbero analizzate, ma come al solito queste cose vengono preparate come grande propaganda, quindi questa è una legge attuata esclusivamente in Sicilia, nel resto d'Italia non c'è un'equiparazione e noi riteniamo che i diritti siano di tutti. Quindi in due parole, differenza tra pentito e testimone di mafia? Allora, i pentiti che sono i collaboratori di giustizia, sì. Questa differenza viene attuata fortunatamente, perché c'era un grande caos nel 2001 e sì. Diciamo che forse io ritengo che qualche merito forse ce l'abbiamo, visto che siamo stati la prima associazione a presentare al Viminale la legge un dossier sulla violazione dei diritti umani nell'ambito dei testimoni di giustizia. Quindi il pentito, il collaboratore è il mafioso che poi decide di collaborare, il testimone non è un mafioso ma è chi ha avuto che vede sì, o colui che sa qualcosa. Subisce. Sì, assolutamente. Rita Atria era una testimone di giustizia. Perfetto. Allora cambiamo argomento, sempre in tema. Oggi ricorre il 35esimo della strage di Ustica, sì. Voi vi siete occupati del caso Marcucci. Sì, ma diciamo, allora, sì. Abbiamo, come ho scritto io di recente, molto spesso quando si parla della strage di Ustica si parla di 81 vittime. Sì. È vero. Erano gli 81 civili che erano su quel DC9, ma quando si accenna a quello che è successo dopo, sembra quasi che tutte le persone morte in qualche modo collegate, chi era radarista, chi ha accolto testimonianze, chi sapeva, eccetera, tutte queste persone che ruotano attorno alle possibilità di conoscere cosa è successo realmente ad Ustica, sembrano quasi colpite da una maledizione. Quindi c'è la strage di Ramstein in Germania, dove casualmente muoiono i piloti, erano Naldini e Nutarelli, che praticamente erano quei piloti che erano sui cieli e pare in rada al 19. Sì. Casualmente lì la strage di Ramstein fu una strage dove, ricordiamo, ci furono 70 vittime, 70, 3 sugli aerei e 67 a terra. Quindi so che in questo momento a Palermo su questa cosa alcuni familiari hanno chiesto di indagare, perché secondo loro non era una strage, anche noi abbiamo qualche dubbio, anche se praticamente non abbiamo al momento nessun tipo di prova.
Poi siamo direttamente coinvolti perché un esponente fondatore di questa associazione è Mario Ciancarella, sì. Voglio dire il capitano Ciancarella, perché molti dicono l'ex capitano, l'abbiamo scritto anche noi, però visto che 2 perizie ci consegnano una verità, che il capitano Ciancarella è stato radiato dall'aeronautica militare con una firma falsa del Presidente della Repubblica, allora era Sandro Pertini. Sì. Sono 2 perizie che dicono che la firma era falsa. Decreto di radiazione consegnato dopo la morte di Pertini, chiaramente. Bene, Mario Ciancarella, che è il nostro socio, che è nel nostro direttivo nazionale, che io conosco insieme a Sandro Marcucci quando io ero studentessa all'Università di Pisa. È la persona che ha ricevuto la telefonata dal radarista Mario Dettore di Poggio Ballone, quindi il radar di Grosseto, dicendo siamo stati noi, andate a controllare questa puttanata del MiG libico. La puttanata del MiG libico è il fatto che si trovò dopo un mese un MiG libico sulla Sila. Bene, caso Marcucci, Sandro Marcucci, che insieme a Mario Ciancarella, quindi Mario, hanno tentato, come dire, di farlo fuori in altro modo, cioè distruggendogli la carriera, distruggendogli la vita privata, distruggendo tutto quello che era possibile distruggere di un uomo, rendendolo completamente, come dire, Priore lo definì un inconsapevole depistatore. Perché inconsapevole? Perché se avesse messo consapevole bisognava andare ad un processo per diffamazione, in questo caso per depistaggio, mentre in questo caso si riconosce il fatto di essere inconsapevole, quindi non si va a un processo, quindi non si va ad approfondire le cose. Mentre è assolutamente una persona, Mario Ciancarella non è mai stato smentito e nessuno mai ha portato cose valide che contrappongono a quello che stavo dicendo. Ripeto, quindi Sandro Marcucci insieme a Ciancarella indagavano sul fatto che il MiG libico sarebbe partito non dalla Libia ma da una base italiana. Sì. Perché? Perché il serbatoio del MiG libico non aveva sufficiente autonomia per partire e tornare dalla Libia. Ricordiamo che stiamo parlando degli anni dell'embargo, perché non contestualizzare gli anni, che cos'era quel periodo, la storia tra la Libia e il resto del mondo è veramente, come dire, superficiale. Sì. Quindi accennerò sperando che magari chi mi sente possa andarsi ad approfondire la vicenda. Quindi il MiG libico non poteva partire dall'Italia perché eravamo sotto embargo, perché c'erano gli Stati Uniti, eccetera, che in quel periodo volevano radere al suolo la Libia, cioè nel senso c'era Gheddafi e così via. Sandro Marcucci muore ufficialmente in un incidente aereo, perché poi lui se ne va dall'aeronautica, lavora per l'antincendi della forestale di Toscana e muore ufficialmente in un incidente aereo sulle Alpi Apuane a Campo Cecina. Noi abbiamo sempre avuto dei dubbi, per 20 anni abbiamo cercato di coinvolgere la politica che ci ha riso in faccia più o meno. Nel ventennale, quindi nel 2012, decidiamo a questo punto, cambia il procuratore capo a Massa, dove sono le indagini, decidiamo di presentare un nostro dossier. Questo dossier, questo esposto provoca la riapertura delle indagini, la riesumazione dei corpi. Sono avvenute delle considerazioni da parte dei periti della procura, i quali hanno fatto tutt'altro che una perizia scientifica. Noi con le stesse risultanze emerse dalle varie autopsie invece abbiamo presentato documenti che rafforzano la nostra idea che non sia stato un incidente. Chiaramente il 2 luglio adesso abbiamo un'udienza davanti al GIP perché nel frattempo sono scaduti i termini per fare ulteriori indagini. La procura chiede il prolungamento delle indagini perché noi dopo tanti anni, dopo 23 anni, io l'anno scorso insieme a qualcun altro ritroviamo anche pezzi dell'aereo sul luogo dove è avvenuto questo
ufficialmente incidente, ripeto, per noi ormai è quasi chiaro che invece non è un incidente. E quindi seguiamo da vicino tutto questo. Ci piacerebbe che qualcun altro, che la politica seguisse con la stessa ansia. Aggiustati, se ti aggiusti un po' il microfono, perché ti sento molto... Scusa, mi senti? No, sì, adesso sì. No, dico, la politica su tutto questo tace. Oggi ci saranno sicuramente le commemorazioni a Bologna. Voglio fare presente una cosa: l'idea del museo è un'idea sicuramente valida perché aiuta la memoria, ma forse aver preso quel pezzo di DC9, averlo messo nel museo, ha reso quel DC9 non più peritabile. Non più peritabile significa che se dovessimo cercare ad esempio i pallini delle testate inerti, nessuno più può dire andate a fare la perizia su quel DC9, perché quel DC9, essendo stato svincolato, oggi in un museo non sarebbe più oggetto di perizia. Sempre il microfono, Nadia. Io sì. Sono sempre ferma, veramente, non lo so, va bene. Vabbè, continua. Niente, quindi siamo anche sul caso Marcucci, il 2 oggi c'è l'anniversario, tante belle parole sicuramente, ci saranno le solite sfilate istituzionali, ma... Non c'è ancora un punto definitivo su quello che è stato. Allora, il problema è che noi, questo è un paese che si è permesso persino di dare la voce ad un eversore come Cossiga, di parlare su queste cose. Cioè una persona che ha fatto parte di Gladio, è stato il nostro Presidente della Repubblica, hanno tirato fuori la qualsiasi, dalla pista francese a tutta una serie di cose. Certo, hanno iniziato a dire che c'erano le portaerei, che c'era la Clemenceau, ma la Clemenceau era da tutt'altra parte, ma si sono dimenticati che c'era la Saratoga, che era statunitense. Quindi se uno legge cosa è successo e ha voglia di leggersi tutte le carte, ha molto chiaro cosa è successo sui cieli di Ustica. Ma questo è un paese, ricordiamolo, che ancora ha il segreto di Stato su Portella della Ginestra. Sì. È un paese che non ha mai fatto i conti col suo passato, è un paese che pensa di essere partigiano e si è dimenticato di essere stato fascista. Ci sono stati fortunatamente i partigiani, ma non è mai stato partigiano. Ci sono stati i partigiani che sono il nostro orgoglio, forse la speranza che questo paese non è sempre stato becero come si ipotizza. Perché soprattutto è stato occupato. Ma questo è un paese, se parliamo della Sicilia, la Sicilia è colonia. Cioè, per ritornare al nostro argomento, al MUOS e alla vostra risposta. Dal 43, dico, no. Però non beneficiamo dei diritti della colonia, assolutamente. Quindi vabbè, adesso non voglio, gli argomenti sono complessi, sono anche ampi, quindi mi limito a fare appunto, non so se ho risposto alla tua domanda, però insomma... Non possiamo approfondire chiaramente in quest'ambito tutto. No, è assolutamente impossibile. Allora, per tornare al discorso colonia, al discorso MUOS, anche al discorso, ti ho sentito dire una frase in un video che ho visto, che questo è un paese a sovranità limitata, che è anche vero, sono d'accordissimo. Ma onestamente credo che questo paese non sia un paese democratico, è un paese in cui ha anche persino una legge elettorale, a parte che non tutela le minoranze, ma in cui non c'è manco il diritto di preferenza, ma a parte questo è un paese in cui se si può permettere che un'azienda che non ha i certificati antimafia possa lavorare in un cantiere degli Stati Uniti d'America e nessuno che indaga e nessuno che accerti la verità su questa cosa. Invito a chiunque a fare dei lavori senza la certificazione antimafia, aprire un cantiere, che cosa gli succede? È un paese che decide. Il comunicato l'intervista della Barrot per console è esattamente, doveva far saltare dalle sedie presidenti di regione, Parlamento, ministri, tutto zitto, un solo parlamentare si è indignato, uno solo, che è il Rizzo del Movimento 5 Stelle. Dico questo senza che nessuno si possa permettere di strumentalizzare quello che sto dicendo, perché il comunicato noi l'abbiamo mandato a
ci siamo accertati che dell'invio di più di 900 kit di tutti i parlamentari, che lo ricevessero tutti i parlamentari. Sì. Allora, questo è un paese a sovranità limitata e l'ha testimoniato la Barroso. La Barroso ha detto non ci fate perdere la pazienza, sì, fino adesso sì. abbiamo avuto tanta pazienza. Ha offeso i tribunali di questo paese e nessuno si è indignato, men che meno il Presidente della Repubblica, francamente. Sì, Quindi certo che è un paese a sovranità limitata. Allora, per ritornare all'argomento Barrose, quindi qual è stata la vostra risposta? Chiaramente tocchiamo anche i punti di quello che ha detto la Barrose. Ma qual è stata la nostra risposta? Innanzitutto gli abbiamo ricordato che si stava rivolgendo ad un paese sulla carta teoricamente e non di sua proprietà su questa cosa, perché non la reazione è stata di pieno sdegno, perché quando un console si permette, e quindi stiamo parlando di un concetto di reciprocità, di rapporti che dovrebbero essere di cordialità e comunque nel rispetto delle politiche di rapporti internazionali, si permette di dire un piccolo gruppo di persone pensa di sfasciare tutto, è una speculazione che non ha fondamento logico né scientifico, una speculazione dove ci sono agende politiche anti-americanismo e antimilitarismo. Bene, questa è un'affermazione di una gravità inaudita, perché il piccolo gruppo di persone che pensa di sfasciare tutto non credo che detenga in mano il controllo del TAR, il controllo delle procure, che possa condizionare pareri di scienziati e non di quelli che hanno messo loro a disposizione. Non hanno mai ribattuto sui fatti. E che possiamo noi addirittura anti-americanismo e antimilitarismo no, anti-americanismo assolutamente no, ma antimilitarismo assolutamente sì, ma in ogni caso non è che ha deciso un gruppo, perché quel gruppo di persone ha pagato e paga dei prezzi enormi, ha tentato di fermare l'ingresso in base per fare rispettare la legge italiana e ha subito condanne, ha subito avvisi di garanzia e ha subito in qualche caso qualche manganellata e così via. Quindi non si può permettere un console di dire una cosa del genere. Bene, un paese avrebbe dovuto civile avrebbe dovuto chiedere ad Obama di rimuovere immediatamente il suo console perché è inadeguata. E quindi diciamo che la nostra risposta è una risposta dura, perché non ci dimentichiamo che gli Stati Uniti pretendono di non pagare mai. Sì. Per il Cermis qualcuno si ricorda per caso, la strage del Cermis, cosa hanno pagato gli Stati Uniti d'America? Per la vicenda Callipari qualcuno si ricorda, ma anche per la vicenda Portella della Ginestra e così via. Per tutte quelle basi che decidono di fare e che per il condizionamento dei droni qualcuno si è lamentato del fatto che l'aeroporto di Catania e anche quello di Trapani sono condizionati dalla partenza, dall'arrivo dei droni, e che molto spesso vengono sospese le procedure ordinarie di atterraggio e di decollo degli aerei. Nessuno gliene è fregato niente, c'è una grandissima violazione anche della libertà di spostamento dei cittadini. Bene, la Barroso ha detto in maniera chiara: non ci fate perdere la pazienza. Le cito le parole perché ce l'ho davanti: la strategia americana non sarà soltanto attendista, perché nella misura in cui gli ostacoli dovessero continuare ci sarà molta più attenzione e molto meno pazienza. Ma come si permette? Anche perché dice la materia è oggetto di trattati internazionali. Ma è falsissimo, è assolutamente falso. Trattati segreti. I trattati internazionali la signora Barroso dovrebbe sapere che vengono discussi nel Parlamento e non c'è traccia di discussione politica nel Parlamento. In questo l'avvocato Nello Papandrea insieme agli altri avvocati, ma lui nello specifico ha trattato la materia costituzionalista, e ci sono stati fiori di costituzionalisti che li hanno smentiti. Fiori di costituzionalisti. Non c'è trattato che tenga nei diritti
territoriali, nei diritti di un popolo a sovradeterminarsi. Non c'è nessuno che mi può imporre cosa fare. E la storia dell'ISIS o la storia che il MUOS servirebbe per intercettare i barconi di migranti è l'ennesima falsità a supporto dell'uso del MUOS. Quindi quello di terrorizzare le persone, quello di dire che serve per intercettare i nostri invasori o le persone che ci vogliono tagliare la testa, come quelli dell'ISIS. Il MUOS serve a far comunicare velocemente tutti gli apparati militari degli Stati Uniti d'America nel mondo, serve a controllare il mondo, è il quarto sistema che serve a controllare definitivamente il mondo e soprattutto a guidare i droni che ogni giorno, e ricordiamo Giovanni Loporto, cooperante palermitano, ucciso da un drone, quindi ogni giorno vengono uccisi tanti Giovanni Loporto. Noi lo sappiamo perché Giovanni Loporto era palermitano, perché era italiano, e gli Stati Uniti d'America si sono limitati a chiedere scusa, ma siamo sicuri che queste scuse arrivino ai tanti bambini, alle tante donne, ai tanti civili che vengono uccisi ogni giorno dai droni senza che ne abbiano assolutamente colpe? No, non ci indigniamo perché non le vediamo, perché nessuno ce le racconta, e quindi nell'era della comunicazione noi ci puliamo la coscienza perché comunque ciò che non si vede in TV non esiste. I droni sono sistemi intelligenti. Io sono un'informatica, mi permetto di dire che i droni hanno degli errori, cioè hanno delle possibilità di errore, di colpire in maniera un bersaglio, un qualche cosa con un grado di errore molto alto, perché dall'altra parte comunque c'è qualcuno che li telecomanda e così via, e soprattutto perché non è la precisione non è il loro forte, perché se fosse tale non si capirebbe perché bisogna avere lo spazio aereo sempre libero quando sono in volo. Quindi alla signora Barroso, che ci ha indignato, però devo dire ci indigna di più il silenzio della politica in questo caso. Allora, voi con la vostra missiva vi rivolgete ai parlamentari italiani e l'invitate il governo a promuovere, scusami se insisto su questo punto, a promuovere un aperto dibattito parlamentare sui trattati internazionali. Cioè, abbiamo capito che se non c'è la ratifica del Parlamento il trattato è nullo, non esiste. Ma dico, c'è questo trattato che è segreto, che non lo conosce nessuno, lo conosce chi? I trattati internazionali ci sono, i trattati, dico, il problema è che la resa incondizionata, non lo... Ma no, ma non esiste, cioè nel senso, innanzitutto sono trattati scritti parecchi tempo fa. Dopodiché comunque tutti i trattati internazionali che sono stati fatti nel corso degli anni, eccetera, eccetera, ricordiamo che gli Stati Uniti d'America non sono nella comunità europea, quindi sono un nostro alleato. Ma extracomunitari, io dico sempre sono extracomunitari. No, ma dico, non è, sfatiamola, non è una base NATO, è una base statunitense. E quando dicono serve anche a noi, ma al più agli italiani potrebbero fargli lucidare i lucchetti della base americana, non credo che gli possano permettere di fare altro. I trattati internazionali sono quelli che conosciamo, non esistono trattati che dicono che si può bypassare il Parlamento, non esiste, ma io sono sicura che laddove il CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, l'8 luglio ci dovesse dare ragione, dovesse confermare la sentenza al TAR, in questo paese si possa passare da una legge speciale. Cioè? Questo perché ormai ci stanno passando quindi diciamo che cioè bypassare la sentenza con il Parlamento. Questo e questo, ripeto, lo spiega molto bene Nello Papandrea, l'avvocato Nello Papandrea, dove ricorda quali sono i trattati. Adesso servirebbero una puntata di circa 5-6 ore per spiegare tutto nel dettaglio, però vi assicuro che bisogna passare dai parlamenti. Cioè dicevi che se la magistratura vi dà ragione probabilmente faranno una legge per bypassare... No, io sto cercando di tradurre cosa vuole dire che sta perdendo la pazienza.
la signora Barroso, cioè laddove la magistratura dovesse confermare la sentenza del TAR, attenzione, c'è anche la procura che in questo momento ha messo dei sigilli a fronte di norme che sono palesemente violate. Ricordiamo che la Sughereta di Niscemi è un sito di interesse comunitario. Adesso io, come dice spesso il professore Zucchetti, voglio vedere se Yellowstone, noi praticamente sventrassimo parte di Yellowstone per mettere 3 parabole, no? Hanno desertificato un intero parco naturale, un pezzo molto, molto significativo di quel sito di interesse comunitario. Quindi diciamo che ci chiediamo cosa succederà se il CGA dovesse confermare la sentenza del TAR, e poi prendiamo atto che i punti che avevamo chiesto, quello di promuovere l'ordine del giorno e di invitare il governo quindi a promuovere un dibattito parlamentare, non sono stati accolti e non gliene frega assolutamente niente. Il trattato, stiamo parlando di quello del 1954 chiaramente, ma non, ripeto, ha tutta una serie di sfaccettature che non sono state valutate, ma quando si parla, siamo un paese a sovranità limitata, e per questo, insomma, ricordiamo che l'anno scorso addirittura ci sono state esercitazioni con gli elicotteri dove gli Stati Uniti d'America facevano scendere le persone dagli elicotteri e si esercitavano in terreni di proprietà privata senza che nessuno avesse mai avvisato i contadini o i proprietari di quei terreni, e questo lo dice tutta su che paese siamo. Anche in Sardegna c'è un poligono di tiro, anche lì hanno parecchi problemi. Ma andate a vedere quante basi abbiamo in Sicilia. Più di 100. In Sicilia, dico in tutta Italia, più di 100 basi tra NATO e americani. Ma in Sicilia siamo ben dotati, perché non ci dimentichiamo che l'ex ministro Mauro ha affermato che la Sicilia è la più grande portaerei sul Mediterraneo e che per fare la pace bisogna armare la pace. Ma nessuno si indigna. Questo è un paese dove si può dire la qualsiasi e nessuno si indigna. La più grande portaerei, allora che compatibilità c'è tra la più grande portaerei sul Mediterraneo e la nostra vocazione turistica? Non possiamo essere un paese, a parte vocazione turistica, con piloni che cadono, autostrade, strade che non esistono, è veramente è ridicolo solamente pensarlo. Beni culturali nel degrado più totale, quindi non so a quale vocazione turistica parlino, ma questo mi sembra chiaro che la Sicilia è stata letteralmente ceduta ad altro tipo di vocazioni che non siano quelle turistiche, perché ricordiamo una cosa, e questo lo dico spesso: se la Sicilia con i suoi 5 milioni di voti fosse realmente libera dal punto di vista delle proprie economie, io non so quanto inciderebbe moltissimo sulle scelte, sull'esito politico di questo paese. Allora bisogna tenere un'isola nel bisogno, bisogna tenere un'isola completamente nell'emergenza, bisogna sacrificare quest'isola all'industria, perché non ne vogliamo parlare delle trivellazioni, di come il governatore Crocetta vada a discutere con l'ENI le trivellazioni fregandosene completamente del dibattito parlamentare? Però non si può dire niente perché lui è un grande antimafioso. Insomma, io credo che qualcuno ultimamente ha detto che bisogna ridefinire la parola antimafia. No, bisogna solamente sbattere fuori quelli che dell'antimafia hanno fatto un vessillo che in realtà non possono portare, e non saranno 2 macchine di scorta, per quanto mi riguarda, a dover dire che le persone sono antimafiose perché hanno le scorte. Si riconosce il merito alle persone di quello che fanno, ma come ho detto qualche tempo fa al presidente Crocetta, ci sono intere fasce di cittadini che non sono scortate, ma che ogni giorno rischiano di morire per le scelte politiche dei governi. E vorrei sapere quali sono le scorte. Le scorte dei cittadini sono le istituzioni. Quando le istituzioni cedono i cittadini, la vita dei cittadini per scelte politiche, economiche o con i grandi imperi industriali, io credo che abbiano sulla coscienza intere vite che sicuramente, se uno muore per malattie
conseguenti a questo tipo di scelte, certamente nessuna procura aprirà mai un fascicolo per omicidio, ma per noi non ci interessa se le procure aprono i fascicoli per omicidio, a noi interessa anche la valutazione politica, e i politici e la politica si possono valutare a prescindere dalle sentenze, si possono fare valutazioni politiche, e il buon Pasolini questo ci ha insegnato. A proposito, parlavi di Sicilia a vocazione turistica, hai poi detto tante cose della Sicilia tenuta in questo modo e in quell'altro modo, e per riagganciarci al fatto che nessuno si indigna, quindi una Sicilia tenuta anche nell'ignoranza, perché arriva riagganciato all'ignoranza turismo, arriva la turista francese e quindi che fa? Gli fanno lo scippo, è il miglior modo per accogliere i turisti. Arriva il turista omosessuale e quindi lo insultano a Catania e non lo fanno uscire da casa per parecchi giorni, dall'albergo, dall'hotel. Quindi dico, non siamo, sarà anche che siamo un po' tenuti nell'ignoranza, no? Nella disinformazione, ecco, perché dice perché nessuno si indigna? Io non lo so, cioè, sono arrivato a un punto della vita dove mi sono bloccato, perché negli anni precedenti ho fatto tante ipotesi, tanti pensieri, ma adesso non riesco più a capire. Dico, ma perché nessuno si indigna? Nessuno si indigni, non ne parlano delle persone che si indignano. Sì, assolutamente sì. Tu stai facendo un'operazione quasi rivoluzionaria a chiedermi, cioè a fare questa intervista. Io ti posso dire che noi veniamo, c'è lo slalom per evitarci in manifestazioni. Siamo un'associazione considerata quasi eretica. Siamo fuori dai grandi giri dell'antimafia, ma con orgoglio per quanto ci riguarda. Siamo fuori da tutta una serie di logiche, perché noi siamo considerati anche poco istituzionali. Ma cosa significa poco istituzionale? Significa che andiamo nelle scuole a parlare di educazione alla giustizia, significa che diversifichiamo il concetto di legalità dal concetto di giustizia. Noi non diremo mai che tutto ciò che è legale è giusto. Ci sono un sacco di cose, e ultimamente veramente tante, che sono legali ma che non sono giuste. E quindi il nostro tipo di lavoro è un lavoro in cui dice ai ragazzi: di tutto quello che io vi sto dicendo non dovete credere a niente, dovete prenderlo come spunto e dovete verificarlo con le vostre teste, che quello che vi sto dicendo può essere vero o non può essere vero. Ma fino a quando stiamo diventando replicanti, e fino a quando si va in pizzeria o nei ristoranti o nelle piazze e ognuno sta col suo smartphone a chattare con Facebook mentre non riesce a guardare ed accorgersi della solitudine del compagno o dell'amico o del proprio figlio, perché comunque hanno messo tra sé una tastiera, che ben vengono le tastiere per comunicare, noi stessi abbiamo comunicato attraverso le tastiere, ma che alla fine i ragazzi non riescono più neanche ad alzare una mano per farti una domanda, perché non si sentono sicuri dal filtro di una tastiera. Stiamo preparando una società e vi assicuro che non è un caso, gente che ci studia dietro queste cose, che ci stiamo cadendo tutti come tanti cretini dietro queste cose. I ragazzi sono sempre più convinti che basta andare a scimmiottare qualcosa dalla De Filippi e diventi famoso, e ci sono genitori che avallano tutto questo. Ci sono i genitori che ultimamente dicono che io sono amico di mia figlia. No, tu non devi essere amico di tua figlia, devi essere un genitore. Ma essere genitori oggi in questa società è molto faticoso, quindi non ci dobbiamo stupire se i ragazzi non trovano motivazioni, se i ragazzi non capiscono neanche cosa sia un'emozione, se hanno confuso i sentimenti cioè il proprio corpo, non attribuiscono più un peso, ma molto spesso qualcuno dice, c'è un'intervista di recente di una ragazza della provincia di Palermo dove dice: ma io uso il mio corpo è uno strumento, e quindi se il mio corpo mi può permettere di comprarmi delle cose che la mia famiglia non si può permettere, io uso il mio corpo e non mi sento per questo una puttana. Vi dico la parola chiude perché queste che ha usato, attenzione, ha usato questo, poi possiamo utilizzare escort, piuttosto. Questa ragazza, io non riesco a prendere con questa ragazza, perché a questa ragazza c'è una società che gli ha fatto credere che il tuo corpo è esattamente uno strumento,
e quindi mi chiedo cosa mai potrà capire la differenza tra cosa significa essere sfiorati da una mano che ti vuole bene, che ti ama e quindi conseguentemente avere dei rapporti con questa persona, da una persona che invece vede il sesso esclusivamente come momento per ottenere un risultato. Oppure molto spesso si vedono queste tematiche come io non sono, non sono più vergine e quindi sono emancipato. Ma questo è anche una scelta di una chiesa che ha messo dei tabù, una scuola in cui non si fa educazione sessuale, in una scuola in cui oggi accogliere le associazioni LGBT sembra ancora blasfemo, mentre quando tutto il mondo ancora se ne parla. L'ignoranza ormai non è che stanno tenendo la Sicilia, è un intero paese che stanno condizionando e si sta tornando indietro di molti anni. Gli anni 70 erano sì gli anni di piombo, ma c'era un'etica, una forte tensione morale e politica dietro le cose, e si moriva da una parte e dall'altra per delle idee. Chiaramente con questo dico che il periodo del terrorismo è assolutamente da condannare, però sto dicendo che paradossalmente quando si era più poveri, quando gli operai rischiavano veramente di essere pestati perché avevano fatto scelta di entrare nel sindacato, perché adesso oggi ad esempio tutti ricordano che sembra quasi che gli Agnelli erano di sinistra, gli Agnelli hanno fatto pestare interi operai che protestavano, le famose camere rosse della Fiat, e non ne parlo perché io ero nata, ne parlo perché ho studiato. Tutte queste cose, oggi non c'è tensione etica, non c'è tensione morale, non c'è voglia di mettersi in gioco, c'è voglia di aggredirsi l'uno con l'altro, e lo vediamo nelle strade, c'è un grado di aggressività nel dirsi delle cose che è fuori dal normale, c'è gente arrabbiata per troppe cose, e la crisi economica è una crisi strutturale e funzionale alla limitazione della democrazia e e a far passare delle cose che non ti garantiscono più il diritto del lavoro, come l'ultima riforma, in cui tu sei eternamente precario. Se tu sei eternamente precario sei anche una persona controllabile, una persona che ha bisogno e quindi controllabile, perché controllabile il tuo bisogno. Allora ti faccio io la domanda, perché un'associazione antimafia si dovrebbe occupare di queste cose? Che cos'è la mafia? È tutto ciò la mafia, no? Adesso abbiamo tutto molto più chiaro. Noi in questa trasmissione abbiamo più volte scandagliato tutti questi temi che adesso abbiamo messo tutti insieme, così però abbiamo diverse volte approfondito anche e soprattutto sul tema della sovranità monetaria, della moneta, abbiamo fatto tantissime puntate. Dico, abbiamo dato un quadro drastico ai nostri radioascoltatori, però forse è meglio chiudere. Non è un quadro drastico, è quello che sta succedendo adesso. Mi piacerebbe dirvi che è tutto bello, non ce la faccio. Non è così. Ho qualche problema, però sapete una cosa che io mi sento di dire, quello che ho detto non deve indurre a scoraggiarsi, perché per due motivi. Uno, perché quando io dico ai ragazzi, io sono ormai 21 anni di associazione, ma ne ho 46 di anni, però insomma ho più di 26-28 anni di attivismo a vario titolo nelle varie fasi, e non vi nascondo che ho dovuto molto lavorare su quello che diceva Ritatia, cioè sul fatto se io veramente ero una persona libera dentro prima di combattere, perché ogni giorno bisogna tornare a credere che si possono cambiare le sorti di un paese, perché come diceva il buon Gaber, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
E quando, come diceva il buon Paolo Borsellino, quando diceva il fresco profumo che si oppone al puzzo del compromesso, io invito a scrivere, a cercare questa frase in cui Paolo Borsellino parla del fresco profumo di libertà e del puzzo del compromesso. Bene, politico, affaristico, eccetera. Noi non possiamo capire da quale parte stare, perché siamo talmente abituati a sentire il puzzo che non conosciamo cos'è il fresco profumo di libertà. Allora dobbiamo avere la voglia di tornare nelle piazze, di scendere, di venire anniscemi, di sapere che cos'è quel presidio, di cosa sono quei ragazzi, di stare là dove si giocano le libertà e la voglia di vivere, perché lì è il fresco profumo di libertà. E non c'è, quando quel fresco profumo di libertà ti entra nelle narici, ti entra in circolo, ti entra nelle vene, ti entra ovunque, tu non stai dando, tu stai ricevendo, perché io quello che posso dire oggi è che se la mia vita dovesse finire da un momento all'altro, io sono felice perché la storia di tante persone che ho voluto incontrare, non che ho incontrato, molto spesso le ho volute incontrare, le ho cercate, ho fatto chilometri, con lo zaino sulle spalle, anche a volte da sola perché volevo sentire e percepire gli odori, i rumori, le voci, ecco, di avere questa curiosità di conoscere i luoghi e le persone, anche di persona. E vi posso assicurare che se si ritorna a sentire cosa significa l'intensità di un abbraccio, l'intensità di un sorriso, l'intensità di chi dice lo so che è dura, ma noi ci dobbiamo credere, sono quel fresco profumo talmente dentro che anche quando si ricevono le batoste, quando si perde, tra virgolette, non ci si sente perdenti, ma come ha detto qualcuno, se rinunciamo alla lotta subito, cioè non potremo mai in qualche modo lottare, e come diceva il buon Pippo Fava, che serve vivere se non si ha il coraggio di lottare. La lotta è una cosa per noi, e io non dirò mai che l'ho fatto per gli altri, non lo dirò mai, l'ho fatto innanzitutto per la mia libertà, e poi se la mia storia, la storia dell'Associazione Antimafia di Tatria diventa contagiosa, è questa la cosa bella, perché dobbiamo tornare a contagiarci. E qualcuno tempo fa mi ha detto ma tu abbracci tutti, no? Ma in realtà non è che abbraccio tutti, abbraccio i compagni che in questi 20 anni in qualche modo invito a ripartire da quegli abbracci, perché da quegli abbracci si sentono le vibrazioni e le intensità. Chi non riesce più a sentire le vibrazioni e l'intensità da un abbraccio deve iniziarsi a preoccupare. E su questo invito all'abbraccio e alla partecipazione siamo in chiusura. Abbiamo raddoppiato i nostri tempi di trasmissione, ma sono contento perché ne basta veramente la pena. Io ti ringrazio per aver accettato l'intervista con noi su Radio Amore. A nome di tutta l'associazione. E quindi ne approfitto anche per salutarti e speriamo, visto che siamo in tema di prima o poi di incontrarci anche a Niscemi. D'accordo, grazie, lo spero anch'io. Grazie a te. Allora lasciamo i nostri radioascoltatori, grazie, in compagnia delle trasmissioni di Radio Amore. Radio Amore ha presentato Punto d'incontro, un programma di informazione politica, sociale, culturale. Ha condotto in studio Ubaldo Scarantino.